la seconda parte. Alcuni articoli della stampa slovena hanno innescato appunto una certa apprensione perché questi topi vengono additati come portatori della cosiddetta febbre murina. Febbre murina chiamata così in maniera volgare e in maniera scientifica antavirosi. Si tratta di una gravissima malattia trasmessa da un virus che può provocare nell'uomo una febbre emorragica con compromissione renale, una sindrome renale, non sempre la compromissione, ma comunque una sindrome renale. La trasmissione all'uomo avviene inalando polveri contenenti escrementi disseccati di escrementi, urina e saliva di topo. Quindi queste polveri che si accumulano, no? Che diventano vecchie e si accumulano all'interno di stanze che non sono abitate, quindi all'interno di granai disabitati, all'interno di soffitte, all'interno di cantine disabitate, all'interno di stavoli che non sono abitati continuamente. E questo virus alberga normalmente nei roditori, cioè non provoca la morte ai roditori, ma non solo ai topi, cioè il virus non viene veicolato soltanto dai topi, viene veicolato da tutti i roditori, quindi dallo scoiattolo, dal ghiro, dall'arvicola, dalla marmotta, e alberga tranquillamente questo virus all'interno dei roditori e non causa la loro morte, per cui la moria che c'è stata dopo l'aumento di popolazione non è stata dovuta ad una malattia del topo, ma è stata dovuta probabilmente a dei fenomeni di autocontrollo della specie, che visto che erano in tanti, sono diminuiti, hanno dei sistemi di autocontrollo. E soprattutto è successo anche il cosiddetto fenomeno dell'overkilling o surplus killing da parte dei predatori, e cioè i predatori che si trovano tantissimi animali da predare, cosa fanno? Li uccidono, però non riescono a consumarli tutti, non riescono a mangiarli tutti, per cui una certa quantità di prede vengono rinvenute dopo essere state uccise dai predatori. Ma mentre in Slovenia e Croazia, dunque abbiamo detto che questo virus alberga nei roditori, viene trasmesso con le polveri di escrementi seccati. E mentre in Slovenia e soprattutto in Croazia ci sono moltissimi casi ad anno di questa malattia, d'antavirosi, circa 100 ai 150 casi l'anno, questi casi sono tutti stati diagnosticati dai laboratori ufficiali della Slovenia e della Croazia. Da noi non abbiamo avuto alcun caso e nessun paziente è stato ospedalizzato per alcuna sindrome renale, e ancorché con febbre emorragica. Quindi una cosa abbastanza buona questa che non abbiamo avuto alcun caso nell'uomo di questa febbre. Quindi la Slovenia e la Croazia hanno una loro storia epidemiologica, noi ne abbiamo completamente un'altra. Comunque i topi sono costantemente campionati da noi dal servizio veterinario, che li invia regolarmente all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, il laboratorio di Basaldella, per poi essere inviati a Legnaro e ad altre destinazioni, ad altri laboratori più specifici. Su tali carcasse vengono eseguiti le autopsie, gli esami autoptici e successivamente esami di ordine istologico, virologico e batteriologico. In sintesi, le analisi fino a qui condotte non hanno portato ad alcun risultato dal punto di vista virologico e batteriologico. Comunque ulteriori analisi sono ancora in corso presso l'Istituto Superiore di Sanità, dove si va proprio a ricercare l'antavirus, e presso l'Istituto Zooprofilattico di Brescia, della Lombardia.